La comunità dei poliziotti di Padova è triste in queste giornate. Abbiamo perso un fratello, abbiamo perso veramente una parte importante della nostra collettività, sia sotto il profilo umano che sotto il profilo professionale. 41 anni, originario di Arsego di San Giorgio delle Pertiche nel Padovano, l'ispettore di polizia Leonardo Baido godeva di grande stima per la generosità con la quale affrontava il suo non facile lavoro. Venerdì mattina era in questura, faceva parte dell'antidroga, quando ha chiesto di rientrare a casa perché non stava bene. Potrebbe essere stato un malore a fargli perdere il controllo della sua 500 Abarth d'epoca e finire contro un SUV che sulla direttissima per Selvazzano proveniva in senso contrario. Figlio di un poliziotto, oggi in pensione, appena arruolato, chiese di essere assegnato alle volanti della questura di Palermo. Poi il rientro a casa. Certo, era una delle punte di diamante della squadra mobile nel contrasto allo spaccio di stupefacenti su strada e in questo ha un po' ripercorso le orme del padre che si era occupato per la gran parte della sua carriera della stessa cosa. Il dottor Marco Calì, che per molti anni ha diretto la squadra mobile padovana, lo ha avuto in organico per 11 anni. Un ragazzo d'oro, il più giovane della sezione narcotici, ci ha detto, appassionato del suo lavoro. Lo ricordo con affetto e ora con tanto dolore. I funerali di Leonardo Baido non sono ancora stati fissati. Potrebbero essere celebrati nella chiesa di Arsego, località dove risiedono i genitori e il fratello.